tante persone si lamentano che Sì. sono uno spreco di denaro, che non si può sprecare tutti i soldi per questa cosa, ma non è vero, perché noi vogliamo dimostrare che vero. l'esercito in realtà fa di tutto per risparmiare, ed è per questo che abbiamo qui, pensate un po', la persona che proprio lei produce Sì. il potete interrompermi? Ma scusa, lei è ospite, deve intervenire dopo che la presento, non prima. Beh, va bene, ok. Va bene. Ecco, non lo Sì, sapeva, sì, è la prima sì. volta ovviamente. Sì. La persona che, pensate un po', Diciamo, produce il fumo colorato delle delle frecce frecce tricolori, tricolore. signori. Ben detto, sì, sono proprio io, buonasera. Buonasera. Grazie dell'invito a Radio Onde Furlane. 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 Scusi. Allora, lei è il signor Beh, io sono il signor Astemio Giovanni. Astemio Giovanni. Astemio Giovanni. Giovanni con la E, con una N. Come Fivi, Giovanni Fivi G. Giovanni. Sì, tante volte mi confondono, voi potete chiamarmi signor Astemio Giovanni. insomma. Quindi signor Astemio. Tanto Astemio, sia di nome che di fatto, lei è Astemio. Senta, io sono già abbastanza intossicato dal lavoro che faccio, che produco, infatti produco il fumo delle frescie tricolori. Delle frescie, ma come fai? Pazzo questo, ma dove No, perché la pronuncia, perché deve ok, dare... scusa, però. Dia del lei, tra l'altro. Scusi. Insomma, Ho una un persona- problema da quando sono piccolo, perché io sono senza palato e quindi devo regolare la lingua ogni volta che dico la esce. Quindi mi viene qua. Non volevo dire, io non sono qua per dirmi i miei problemi, volevo parlare del mio ma lavoro. Sì, ma perché forse è come quando mangi la farina che ti si impasta, lui col fumo delle frecce No, ti si impasta io- tutto. no, perché- Ho perso il palato perché mangiavo troppa farina al bambino. Ah, mangiavi farina pura. Ah, vabbè. Allora, lei è Astemio Astemio Giovanni. nato a Berchiolo, provincia di Udine. Udine, Però residente fisso perenne a Rivolto. A Rivolto. Nell'hangar delle frecce tricolori. risiede lì dentro. Lei ha una vita normalissima, Sì. famiglia, Sì. quattro figli. Una moglie e basta. Ah, Io ho una moglie e basta, spero che mi stia ascoltando adesso. speriamo di E sì. non ho amici però. Lei Come ha no, lavorato, non importa, non si preoccupi. Adesso vedrà che dopo questa intervista ne troverà molti. Sì. Perché in questa intervista noi, signori, sveleremo di cosa sono fatte. Di cosa è fatto il fumo delle frecce tricolori. Sì, Vada, sì. Astemio Giovanni, ti sveli questo segreto. Beh, inizialmente posso dire che ci sono degli ingredienti speciali, un po' come nella Coca-Cola. Come la Coca-Cola. Ovviamente. Quindi io dirò tutti gli ingredienti tranne uno. Come... perché uno bisogna... Perché Coca-Cola non si può dire tutto, le no? rubano le idee. Se no te le vai a fare a casa. Comunque, allora, prima, Ovvio, tutti interessati a produrre del fumo di frecce tricolori in casa propria. per prima cosa vi dico la base che ovviamente tutti i base. fumi ce l'hanno, una Sì. base solida, Sì, sì. ed questa base è formata da 1 chilo Di? di platino. Come platino. 1 chilo di platino. Già può non mi essere. sembra molto economico come cosa. Seconda cosa, ghisa soffiata. Ghisa soffiata. Come il riso soffiato. Seconda cosa, terza cosa, scusate, brandelli di stronzio. Di Di stronzio. brandelli di stronzio. Quindi vedo che c'è una lavorazione non molto... Molto divertente, anche però molto faticosa. E ultimo, almeno forse il più importante di tutti, polvere di vulcano attivo. Ma perché in polvere? Oh, cioè lei va direttamente nelle... Io sono un esperto, vado Come giù Frodo. nel primo vulcano che mi capita, tiro l'Etna, vado giù, raccolgo e quindi torno su. Vabbè, Allora. comunque questi sono un po' gli ingredienti per le mie ricette personali, faccio solo io questa cosa. Sono Abbiamo un po'- svelato il segreto, ma noi vogliamo anche sapere cosa differenzia i colori uno dall'altro. Per esempio il bianco, come fate il bianco? Sì. È la bandiera italiana, no? Insomma, il bianco lo facciamo con della cocaina. Come? Quanto cavolo costa sta roba? Miliardi. Deve essere per fare- Devo dimostrare che è una cosa non costosa. Così il platino. Specciamo una lancia. Che lancia? Il Friuli Venezia Giulia è l'unico importatore legale di cocaina dalla come Colombia. Quindi noi non arriva in polvere, ma arriva congelata. in blocchi di ghiaccio. Dentro sacchi di Utah, immagino. Sì, dentro sacchi di juta congelato e noi la scongeliamo e la mettiamo nei nostri depositi. Poi Beh, questa è una gran sorpresa. Secondo colore possiamo fare il verde. il verde, come si Il produce verde lo il verde? facciamo con la tritatura, sminuziamo dei quintali e quintali di banconote da 100 euro, quelle verde. Continuiamo ad aumentare i prezzi di questi. Con tutte le cose con cui Qui si ci può sono colorare. questi campi di signore con la taglierina che tagliano e sminuzzano. Sì, tutto lì nell'hangar. E ultimo coso, non meno importante, anzi forse il più importante, Il rosso. il colore rosso, il colore dell'amore, il colore della virtù, Passione, sì. della passione
E attenzione, questo è un po' più complicato. Come lo producete? Perché il Friuli Venezia Giulia è un paese ricco di donatori di sangue. Sì. Ecco, voi No. donatori in ascolto, voi sapete che andate a prelevare questi 400 ml nell'azienda sanitaria del vostro territorio. No, non va per la sanità, queste sciacche non vanno per le ferite, non vanno per i malati. Per cosa va? Vanno importate tutte a rivolto, vengono essiccate e fatto fumo per scia di freccia tricolori, signori. Questa è la verità. Signori, un applauso per aver svelato. La realtà non è mai quello che sembra. Quindi possiamo dire che il costo di una scia di freccia tricolore è 1 miliardo di vecchie lire. ok. Signore e signori, a tra poco con un grande grosso ospite del Chiastrons Live Live Show. Everybody